Benvenuti alla lezione di tecnica numero 5. Bene, allora apriamo il manuale alla sezione tecnica, la seconda sezione, e osserviamo il numero 6, con il quale ci occupiamo delle articolazioni delle dita con la combinazione dito anulare, quindi anulare pollice, anulare indice, anulare medio e anulare mignolo. Allora, come potete osservare dal vostro libro, sulla prima nota, quindi abbiamo la C per la caduta, quindi bisogna fare la caduta di peso per il primo contatto con i tasti. Le note Mi, Sol, Si, Re, Fa, quindi Fa in chiave di violino per la mano destra, Sol, Si, Re, Fa, La, quindi Re per la mano sinistra. La seconda nota è Do con il pollice, fa la Do, mentre la Do, Mi, Sol per la mano sinistra, Sol. Quindi Fa, Do per la mano destra, Re, Sol per la mano sinistra. Semiminime, ma la combinazione, come vedete dai segni di ripetizione, è da fare più volte, e quindi osserviamo. Dopo la caduta, allora abbiamo il pollice da solo, l'anulare tutte, poi ancora il pollice da solo. Quindi la combinazione era un po' come quella del numero 3, ma al contrario. Naturalmente in velocità, diciamo che la combinazione sembra essere la stessa, ma in realtà c'è un'accentazione poi che verrà differente, perché chiaramente l'accento principale andrà sul dito anulare e non sul pollice. Adesso vi mostro proprio la combinazione di questa alternanza tra anulare e pollice. E allora prepariamo le mani in posizione, cerchiamo già di avere le braccia rilassate, quindi caduta, riposo, tutte le dita a contatto con i tasti, articolazione del pollice da solo. Di nuovo riposo, tutte le dita a contatto con i tasti. Adesso per l'anulare di nuovo tutte, c'è la T di tutte. Di nuovo pollice da solo. E così un po' di volte. Quindi rilassamento e articolazione. Bene, adesso passiamo alla seconda battuta e alterniamo l'anulare con l'indice. Per l'anulare ancora la nota mano destra Fa e la mano sinistra Re. Invece per l'indice Mi, Sol, Si, Re per la mano destra e Sol, Si, Re, Fa per la mano sinistra. Quindi osserviamo come ancora T tutte sul quarto dito, quindi Fa e Re, quarto dito articolare tutte le dita, poi S solo il secondo dito, Re e Fa, per articolare da solo il secondo dito. Stavolta dal secondo dito il quarto verrà articolato insieme al terzo e al quinto, vedete i numeri più piccoli 3 e 5, da sollevare, da estendere insieme al quarto dito, poi di nuovo il secondo dito da solo. Bene, ora mostriamo anche questa battuta e l'articolazione delle due dita. Allora caduta con l'anulare, indice da solo, anulare insieme al terzo e quinto, indice da solo, Bene, fatta la seconda battuta passiamo alla terza. Le note sono per la mano destra Fa e Mi, quindi sempre Mi, Sol, Si, Re, Fa la prima nota e Fa, La, Do, Mi la seconda, quindi in chiave di violino. Per la mano sinistra Sol, Si, Re col quarto dito e La, Do, Mi con il terzo, quindi quarto terzo, quindi vedete ancora il numeretto 3 e 5 sul numeretto 4 per suonare il quarto dito, quindi sollevare ancora insieme all'anulare il medio e il mignolo venendo dal dito indice, che è la nota della battuta precedente. Questa adesso è la combinazione più critica perché il quarto e il terzo dito sono molto molto collegati tra di essi. Infatti dovete lavorare con molta attenzione e aspettare il maggior rilassamento possibile. Vedete che per sollevare il terzo dito c'è il numero 2 vicino, quindi dal quarto dito il mignolo alla sua destra, quindi all'esterno, alla destra per la mano destra e alla sinistra per la mano sinistra, restano fermi, mentre si solleva soltanto l'indice insieme al medio per suonare appunto il dito medio.
poi il quarto dito insieme al quinto, cioè il numeretto 5, e di nuovo il terzo insieme all'indice. Questa è una combinazione, ripeto, molto molto particolare, molto delicata, che bisogna fare attenzione a farla benissimo, altrimenti è questo il punto più critico, che poi potrebbe essere causa di irrigidimento, stanchezza e quindi anche indolenzimento. Quindi fate bene attenzione a questa battuta. Bene, vediamo anche qui l'applicazione. E allora di nuovo caduta sull'anulare, stavolta estendere il medio insieme all'indice mentre il pollice è fermo, vedete? Anulare insieme al mignolo, guardate come io durante la prova dell'estensione mantengo le braccia rilassate. Medio insieme all'indice. Pollici fermi, questa è la combinazione più critica. Vedete? E passiamo alla quarta battuta, ultima delle combinazioni, perché poi abbiamo la quinta con la semibreve su cui si scarica ancora di più tutto il peso del braccio. Allora, cominciamo sempre con il quarto dito, Fa e Re, mano destra Fa e Re a sinistra, c'è da alzare insieme al quarto il mignolo, quindi per aiutare l'estensione del quarto dito, e per il mignolo stavolta S da solo, perché è rimasto soltanto lui nella parte esterna, quindi terzo e secondo stavolta a riposo, non aiutano in questo caso l'estensione del mignolo, naturalmente il pollice sempre a riposo. Stavolta dopo il mignolo, per articolare il quarto dito, è necessario sollevare insieme ad esso anche il terzo ed il secondo, quindi dito medio e dito indice. Le note sono Fa, Sol per la mano destra, Re, Do per la mano sinistra. Poi di nuovo il mignolo da solo e infine si scarica, dopo aver fatto più volte quest'altra battuta, si scarica il peso con il quarto dito che verrà sollevato insieme al terzo e secondo sulla semibreve finale. Ripetiamo che questi sono esercizi da poter fare su qualsiasi nota, se avete difficoltà ancora con la lettura, perché ancora non avete approfondito la lettura del pentagramma, potete farlo su qualsiasi nota, però insomma rispettiamo anche le note, così approfittiamo di questo esercizio per prendere sempre più confidenza con queste prime 5 note per la mano destra e le altre per la mano sinistra, così che via via ci prepariamo anche con gli esercizi di lettura. Ricordo che anche queste sono battute da fare ognuna più volte, quindi sono proprio combinazioni che potrete trattare separatamente una dall'altra e ripetere finché non siete soddisfattissimi del risultato. Andiamo a vedere allora l'applicazione di quest'altra combinazione, anulare-mignolo. Allora di nuovo caduta, mignolo da solo, anulare insieme al medio e indice. Vedete, questa è l'estensione, polsi abbandonati, pollici abbandonati, come potete osservare da quello della mano destra, mignolo da solo, bene, allora una volta venuti sicuri sulle singole combinazioni, provate a suonare al tempo, mettete una velocità calma, tranquilla, potrete anche fare una nota ogni 2 bip, ogni 3, ogni 4, in modo da non avere quell'ansia, così durante gli altri bip di attesa avete ancora più rilassamento, insomma cercate ancora di più, avete più tempo per ripristinare il rilassamento dopo l'articolazione. Bene, per questa quinta lezione tecnica è tutto, io vi aspetto per la lezione numero 6 in cui tratteremo l'ultima combinazione, cioè le combinazioni con l'alternanza del dito mignolo e le altre. Vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo sempre che il manuale può essere anche richiesto a me personalmente seguendo l'indirizzo mail che vedrete alla fine sulla sigletta oppure alla Solidus Edizioni. Vi aspetto alla prossima, ciao, grazie.